Buonasera ai titoli. Tragedia per un'allieva 22enne della Guardia di Finanza. La giovane originaria di Alcamo è precipitata da una finestra della scuola ispettori dell'Aquila. La procura ha aperto un'inchiesta. A Scordia nel Catanese un carabiniere di 25 anni è stato ferito con una coltellata da un 28enne. Il militare era stato chiamato dal fratello del giovane che minacciava di suicidarsi. Ai nostri microfoni il racconto di quei momenti. Il carabiniere dice: siamo a disposizione della gente. A Caltanissetta la famiglia del capo reparto dei Vigili del Fuoco, Alessandro Marchi, morto mentre era impegnato nelle operazioni di antincendio a San Cataldo, vuole che si faccia chiarezza. Nominato un legale che seguirà le indagini sulle cause del decesso. A Palermo il procuratore Maurizio De Lucia lancia l'allarme: le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Altra emergenza riguarda il Pizzo, ci sono pochissime denunce. Il caldo estremo e gli incendi. Un primo bilancio parla di danni per 300 milioni in 7 giorni, devastate colture e boschi, distrutte case rurali e di campagna. Caro carburanti, il diesel tocca i 2,46 euro al litro. I rincari pesano sulle tasche degli automobilisti, soprattutto in Sicilia. Calcio ufficiale, il ritorno a Catania di Michael Liguori per l'esterno classe 99, contratto fino a giugno 2028. Serie B, Bozzolan, il nuovo giocatore del Palermo, in arrivo dalla Reggiana, in prestito i rosanero, ora puntano a un esterno offensivo. Eccoci, buonasera. Un volo di oltre 12 metri ha spezzato la vita di una giovane allieva della Guardia di Finanza di appena 22 anni, originaria di Alcamo nel Trapanese. La Procura dell'Aquila, dove appunto si trovava la ragazza, ha aperto un'inchiesta per ricostruire la tragedia avvenuta nella scuola ispettori di Coppito. Sentiamo Desiree Ferlito. Un volo nel vuoto di oltre 12 metri. È morta così la giovane allieva della Guardia di Finanza di appena 22 anni, originaria di Alcamo, precipitata dalla finestra del suo alloggio all'interno della scuola ispettori di Coppito, all'Aquila. Una tragedia che scuote l'intero corpo delle Fiamme Gialle e sulla quale la Procura adesso vuole fare piena luce. Gli investigatori hanno aperto un fascicolo e stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza, ascoltati amici, compagni di corso e commilitoni per capire se qualcosa nei giorni precedenti potesse far presagire il dramma. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si fa strada anche quella del gesto volontario, ma chi la conosceva racconta di una ragazza riservata, determinata e che non avrebbe mai manifestato segnali di disagio. I genitori della giovane hanno già raggiunto l'Aquila. Solo pochi giorni fa la 22enne aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, il momento che segna l'ingresso ufficiale nel percorso da allievo maresciallo. Intanto il ricordo corre sui social, tra i messaggi più condivisi quello di una collega che, richiamando il motto della Guardia di Finanza, scrive: «Anche noi abbiamo il diritto di essere fragili, di piangere, di voler lasciare tutto. Non lasceremo però che il silenzio cada su di te». A Scordia nel Catanese un carabiniere, Andrea Risdon, di 25 anni, è stato ferito con una coltellata sferrata da un 28enne. Il militare era stato chiamato dal fratello del giovane che minacciava di suicidarsi. L'aggressore ora è stato arrestato. Sentiamo il racconto del carabiniere in quei terribili momenti al microfono di Salvo Cona. Ho fatto giusto a tempo a scansarmi, non tanto da evitare il colpo, perché purtroppo era la distanza troppo ravvicinata, ma al punto tale da evitare di riportare danni ingenti, insomma. Poi sono arrivati i suoi colleghi a dare manforte, no? Sì, sono arrivati qualche minuto dopo, ma comunque sono arrivati, hanno dato una grande mano. Come si sente? Ripeto, come detto poc'anzi, mi sento bene, un po' stranito, dico la verità, ma comunque sto bene, non ci possiamo lamentare, sono contento comunque di poterlo raccontare. Un'esperienza che le ha messo paura? No, assolutamente, rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Comunque sono un militare dell'Arma dei Carabinieri, quindi rispetto sì, per la gente. Noi siamo qui a disposizione per la gente, appositamente per aiutarli, ma paura di nessuno.
La famiglia del caporeparto dei Vigili del Fuoco, Alessandro Marchi, compie un primo passo dopo la tragedia di San Cataldo. Lo ricorderete, il Vigile del Fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento. È stato infatti nominato un legale che seguirà gli eventuali accertamenti sulle cause del decesso. Il servizio di Rita Cinardi. A 2 giorni dalla morte del caporeparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchi, deceduto durante le operazioni di spegnimento dell'incendio in contrada Mimiani nelle campagne di San Cataldo, la famiglia ha deciso di nominare un legale per seguire gli sviluppi della vicenda. I familiari chiedono che venga ricostruito con precisione quanto accaduto durante l'intervento. Vogliono capire se il decesso sia stato provocato esclusivamente dal malore, se possa aver inciso l'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio e se tutte le procedure operative di soccorso previste in casi come questo siano state rispettate. L'incarico è stato affidato all'avvocato Sergio Iacona, che assisterà i familiari negli eventuali accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. I familiari di Alessandro Marchi stanno vivendo un immenso dolore che è difficile descrivere a parole. Mi hanno conferito un mandato legale esclusivamente allo scopo di conoscere le cause di questa immensa disgrazia e hanno totale e incondizionata fiducia negli accertamenti che farà la magistratura. La salma del Vigile del Fuoco si trova ancora all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La procura sta valutando se disporre ulteriori accertamenti, compresa l'eventuale autopsia per chiarire le cause della morte. Ladro in azione a Ramacca, il proprietario di casa lo scopre, dopo una lite lo ferisce a coltellate. Il 37enne è stato arrestato per furto ed è in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Luca Ciliberti. Sorprende un ladro a rubare dentro la propria abitazione a Ramacca, nel Catanese, e lo accoltella al culmine di una violenta colluttazione. Il proprietario di casa, un cinquantenne, al suo rientro avrebbe visto l'uomo incappucciato all'interno della cucina e sarebbe intervenuto immediatamente. Avrebbe preso un coltello da caccia e durante una lite tra i due avrebbe ferito il rapinatore di 37 anni, originario di un paese dell'est Europa. Il ladro, in un primo momento, sarebbe riuscito a fuggire, ma è stato poi rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri di Palagonia. Al momento il rapinatore è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gravina di Caltagirone con ferite plurime perforanti all'addome e al torace ed è piantonato in stato di arresto dalle forze dell'ordine con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ramacca per i primi accertamenti e i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che sia stato proprio il proprietario dell'abitazione a chiamare immediatamente i carabinieri e avrebbe consegnato lui stesso l'arma agli investigatori. Al momento l'ipotesi è di legittima difesa, ma le indagini dovranno chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Sul caso ha aperto un'inchiesta alla Procura di Caltagirone competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona. A Catania prima i gesti irriverenti, poi l'aggressione, un coltello che scatta. Il tutto ricostruito con le immagini di videosorveglianza. Quello che si vede è un uomo a torso nudo che fa gesti poco eleganti, poi arriva un altro uomo che gli si scaglia contro. La polizia di Catania ha messo sotto obbligo di dimora un paternese di 24 anni accusato di tentato omicidio pluriaggravato per uso di un coltello a scatto per futili motivi, nonché della finalità della discriminazione razziale, avendo rivolto espressioni offensive di natura razzista. A Palermo un comando di 3 rapinatori incappucciati ha assaltato la sala bingo in via Villa Grazia, riuscendo a mettere a segno una rapina da 30.000 euro. Ci sono stati anche momenti concitati, un uomo è stato anche colpito al braccio con il calcio del fucile da uno appunto dei ladri. Nascondeva in una cassaforte 31 lingotti d'oro e d'argento, gioielli, orologi di lusso, mentre stava per imbarcarsi da Pozzallo a Malta. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato il patrimonio del valore di oltre 170.000 euro solo per loro, denunciando un cittadino siriano per l'ipotesi di ricettazione. L'uomo non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza dei beni. Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Il procuratore Maurizio De Lucia, che lancia l'allarme, dice ancora che proprio le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non lo vogliono. Poi su un'altra emergenza, quella del pizzo, dice ci sono pochissime denunce. Marco Gullà.
Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato, vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere. Le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non vogliono farle esplodere. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia l'allarme, lo fa nel corso di un incontro ai cantieri culturali della ZISA a Palermo. Il controllo delle carceri, ha aggiunto il procuratore, appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono. Poi il procuratore De Lucia torna sulle intimidazioni e sul pizzo. Ancora sono pochi i commercianti che denunciano, dice. Se noi avessimo le denunce abbiamo oggi strutture per cui possiamo rispondere in tempi rapidissimi. Purtroppo ancora oggi una serie di fattori limitano queste attività. Un problema serissimo per il procuratore. Senza denunce non si possono sviluppare determinate indagini. C'è ancora una significativa voglia di mafia che proviene dal circuito del terziario, aggiunge De Lucia, e le ultime indagini ci dicono che c'è chi ha fatto sparire le bottigliette incendiarie che sono state trovate fuori dal proprio negozio. Ci sono parti dei territori che oramai sono esenti dal fenomeno del racket, altre parti, soprattutto le borgate della periferia, dove la presenza mafiosa è, come si vede, ancora molto pervasiva. Il boss Salvatore Verga dal carcere imponeva il pizzo tramite i suoi uomini e non solo, perché il 35enne voleva imporre il racket anche agli imprenditori che aprivano attività in Belgio o in altri stati. A tutti i locali siciliani che ci sono in Belgio, diceva Verga ad un suo fedelissimo, gli devi domandare il pizzo. Cosa Nostra ha un legame, come dire, soggettivo con le sue vittime. Se la vittima si sposta fuori dal territorio rimane un obiettivo dell'organizzazione. Pensiamo ad esempio alla mafia di Gela, che è molto presente a Busto Arsizio. Non è che chiede il pizzo ai commercianti di Busto Arsizio, chiede il pizzo ai commercianti di quella comunità gelese che si sono trasferiti a Busto Arsizio. Calano le temperature in Sicilia, ma il caldo resta, così come i focolai di incendio, che ancora alcuni sono addirittura attivi. Ma la pausa è l'occasione anche per fare un primo bilancio dei danni. 7 giorni di caldo e incendi hanno devastato colture, patrimonio boschivo e distrutto case rurali, causando anche una vittima e decine di intossicati. Maglio Viola. 300 milioni di euro è la stima provvisoria e informale dell'entità dei danni dovuta agli incendi dell'ondata di calore che in Sicilia ha causato circa 1500 roghi in una settimana. Il caldo adesso è in attenuazione e con esso anche gli allarmi, ma ancora non sono del tutto rientrati. 7 province siciliane restano in allerta rossa incendi anche oggi per effetto della scarsa umidità al suolo. Si salvano soltanto Catania e Messina. Palermo, che negli ultimi giorni ha vissuto la situazione peggiore dal punto di vista dei colpi di calore, adesso non è più da bollino rosso per le ondate di calore, appunto, e le temperature sono in attenuazione anche domani. Una pausa che secondo i meteorologi durerà però 3-4 giorni, poi il caldo tornerà ad essere forte al di sopra dei livelli di stagione. Ma intanto si spengono gli ultimi focolai e si calcolano i danni, intere colture distrutte. Solo gli agricoltori denunciano almeno 120 milioni di euro di raccolti persi, senza considerare gli altri danni alle strutture. Poi ci sono le case andate distrutte negli incendi maggiori, costati fra l'altro anche la vita a un vigile del fuoco colpito da un malore fatale a San Cataldo mentre effettuava una perlustrazione per evacuare abitazioni. Infine il patrimonio boschivo devastato da nord a sud, da oriente a occidente. E adesso la polemica si sposta in politica, con la vice capogruppo del PD, Valentina Chinnici, che chiede una seduta all'ARS sugli incendi e attacca il governo. Non ci si può nascondere dietro l'ondata di calore eccezionale, dice. Il fuoco è una strategia precisa e criminale, il governo deve mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto. Una giornata di partecipazione, impegno civile e mobilitazione per mettere al centro i diritti delle persone. La CGIL di Catania oggi è stata presente nelle piazze con i banchetti per la raccolta delle firme a sostegno delle 2 proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla difesa della sanità pubblica e alla costruzione di un sistema di appalti fondato sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza e sul pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Difendere il Servizio Sanitario Nazionale significa garantire il diritto universale alla salute. Sentiamo adesso Valentina Magro della CGIL di Catania. Stiamo promuovendo questa raccolta firme per dare una sanità a chiunque, dare un sistema sanitario equo, dare la possibilità di cura a chiunque ne abbia bisogno, valorizzare il sistema sanitario pubblico e valorizzare anche e soprattutto il lavoro all'interno della sanità. Per quanto riguarda invece gli appalti, la nostra attenzione ricade principalmente sulla dignità del lavoro e sulla qualità del lavoro, con una particolare attenzione
attenzione alla ditta appunto che appalta, affinché ci sia una equità distributiva per chi svolge le stesse mansioni e ci sia anche una garanzia dal punto di vista della salute e della sicurezza. Ci fermiamo una breve pausa, poi ci occuperemo del caro carburanti. Costo dei carburanti di nuovo alle stelle. Tra automobilisti, tassisti e autotrasportatori cresce la preoccupazione per il nuovo aumento del costo soprattutto del gasolio. In alcuni casi arriva a costare anche oltre 2 euro al litro. Desiree Ferlito. A volte anche per andare a comprare il pane prendevo la macchina, adesso preferisco andare in bici o a fare 2 passi a piedi. Il pieno torna a fare paura. Dopo lo stop al taglio delle accise, benzina e diesel sono tornati a correre. E proprio nel cuore dell'estate fare rifornimento pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie. Io mediamente mensilmente ho un costo sui 200 euro in più rispetto a prima. Il prezzo medio della benzina sfiora ormai i 2 euro al litro, mentre il diesel arriva a costare 2,46 euro al litro. Prima cercavo di mettere e la mettevo la benzina una volta a settimana, adesso con 20 euro 3-4 giorni devo subito rimettere il pieno. Ma prima un pieno era 12 euro perché ho lo scooter, ora è 15 euro. In Sicilia rinunciare all'auto è spesso impossibile. Tra piccoli comuni, lunghe distanze e collegamenti pubblici non sempre efficaci. Il carburante diventa spesso una scelta obbligata che si traduce in un inevitabile aumento. A pagare il conto non sono solo gli automobilisti, aumentano i costi anche per gli autotrasportatori e le imprese. Secondo te può incidere sui costi di consegna? Sì, certo, ovviamente sì. Aumenta il prezzo del gasolio, aumentano la materia prima che è il cibo, il mangiare, i trasporti e tutto. L'aumento della benzina incide sul costo? Tantissimo, sì, tantissimo. Noi stiamo mettendo abbastanza al mese. Ma questo lo paga poi il cliente? No, lo paghiamo noi. Ogni pieno dura pochi giorni, le conseguenze di questi rincari invece rischiano di pesare molto più a lungo su un'economia che continua a fare i conti con il carovita. Come lo Stato ci deve guadagnare e allora per colpa degli altri ci andiamo anche noi nel mezzo. Se dovesse descrivere con una sola parola l'aumento della benzina, quale sceglierebbe? Una follia. È pazzesco. Dopo oltre 30 anni dall'istituzione della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco, il fenicottero rosa ha nidificato per la prima volta. Sono 3 al momento i fenicotteri nati ed altri 3 se ne aggiungeranno nelle prossime settimane. La loro nascita rappresenta la conferma di un percorso di tutela costruito nel tempo dal WWF che gestisce la riserva. Laura Spanò. Un evento destinato a entrare nella storia della conservazione della natura in Sicilia. Per la prima volta il fenicottero rosa ha nidificato all'interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF, dando vita al primo sito riproduttivo della specie nella Sicilia occidentale. Un risultato che rappresenta il coronamento di oltre 30 anni di attività, tutela e valorizzazione di uno degli ecosistemi umidi più importanti del Mediterraneo. Dalla scorsa primavera nell'area protetta è stata documentata la presenza stabile di oltre 600 fenicotteri concentrati in una zona dove sono stati censiti circa 50 nidi. I primi 3 pulcini già nati hanno età differenti, 4 settimane, 15 giorni e pochi giorni, mentre la colonia continua a essere in piena evoluzione con altri esemplari ancora in cova e con la possibilità che si formino nuovi nidi nelle prossime settimane. Il WWF prosegue un costante monitoraggio per evitare qualsiasi forma di disturbo all'interno della riserva. Un ruolo importante da sempre è svolto però dai salinari che mantengono l'equilibrio ambientale delle vasche, garantendo le condizioni favorevoli alla biodiversità. Breve pausa, il calcio, Palermo e Catania attivi nel calcio mercato. Eccoci al calcio, il Catania porta a casa un altro giocatore. È ufficiale l'arrivo dell'attaccante Liguori ex Foggia, Padova e Salernitana con un avvio di carriera proprio a Catania. Marco Carli.
Un altro arrivo in casa Catania. In realtà si tratta di un ritorno, quello di Michael Liguori, l'esterno, classe 1999, ex Foggia, Salernitana e Padova. Aveva anche militato nel Catania nel 2019. Nell'ultima stagione il giocatore cresciuto nel Pescara ha accumulato 15 presenze, 2 gol e un assist con la maglia della Salernitana e 2 assist con il Foggia in 10 apparizioni nella seconda parte del campionato. È andato in doppia cifra per 3 stagioni di fila, dal 21 al 24, con le maglie del Padova per 2 campionati e del Campobasso. Rosa corposa, quella che si appresta a partire lunedì per il ritiro di Norcia, con Barrache deve pensare anche agli atleti da piazzare, non facile per alcuni giocatori che potrebbero essere in uscita. Uno che ha ricevuto offerte è Rolfini, anche se Longo potrebbe volerlo osservare ancora in ritiro. Intanto alcuni degli ultimi arrivi hanno giocato il test con la mista Under 17 e Under 19, 15 le reti segnate. Rinaldi ha subito difeso la porta degli etrei alternandosi con Dini, che ha giocato nel secondo dei 2 tempi da 35 minuti. Impiegato nella difesa 4 anche Pagliai nel suo ruolo da esterno basso a destra, triplette per Stoppa e Caturano, doppiette per Bruzzaniti e Cicerelli. Il Palermo ufficializza il 4º acquisto della sessione estiva di calciomercato, preso dalla Reggiana l'esterno sinistro Bozzolan. Domani altra amichevole per la formazione di Inzaghi. Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Andrea Bozzolan è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'ingaggio del terzino sinistro proveniente dalla Reggiana, che si trasferisce in Sicilia con la formula del prestito. Bozzolan, classe 2004, rappresenta un nuovo tassello per la rosa di Inzaghi, che accoglie un esterno giovane di prospettiva per rinforzare la corsia mancina in vista della stagione 2006-2027. Ma al Palermo serve adesso un esterno offensivo, un giocatore che possa alzare il livello di qualità della rosa. La trattativa per Rao, considerata quasi chiusa da giorni, ma sospesa in attesa del Napoli, si è trascinata troppo a lungo. Il Palermo ha scelto di defilarsi di fronte a un'asta scatenata dal club campano, intenzionato a fare cassa. Si vedrà nei prossimi giorni. Intanto i rosanero proseguono la preparazione in Val Gardena. Per il trequartista Dennis Jonsen le sensazioni sono più che positive. La mia sensazione adesso è molto buona. La squadra sembra più forte dell'anno scorso, che era difficile perché eravamo forti. Sì, la mia sensazione è buona. I nuovi arrivati sono buoni giocatori, sembra che vanno bene dentro il gruppo. Sì, sto facendo bene. Per il Palermo domani altro test amichevole, siciliani che affronteranno i tedeschi del Norimberga. Prima di chiudere un'ultima notizia dell'ANSA, il sindaco di Marsala fa rimuovere le panchine utilizzate dai migranti ed è già polemica. Risponde il primo cittadino, che si chiama Andrea Patti, e dice: nessuna discriminazione razziale, ma solo decoro, pulizia e sicurezza. Bene, noi ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.